Siglato il protocollo d'intesa per il nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I poli formativi sono degli hub che erogano attività formative per i dipendenti pubblici e lo fanno in collaborazione con le realtà del territorio, università, associazioni di categoria, scuole e imprese. A ogni polo regionale è assegnato un tema specifico per il territorio in cui si situa. Per Venezia sarà la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Venezia è veramente un laboratorio straordinario nel quale noi pensiamo che la formazione dei nostri dirigenti possa trovare una multidisciplinarietà incredibile, perché si tratterà non soltanto di parlare della tutela classica del patrimonio, ma anche di come renderlo fruibile per coloro che ne vogliono godere, come renderlo compatibile con i numeri di un turismo estremamente numeroso, come renderlo compatibile con fenomeni atmosferici o situazioni logistiche come quelle di Venezia. All'incontro a Palazzo Grandi Stazioni tutti i rettori delle 4 università venete e il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che insieme al presidente Alberto Stefani hanno inaugurato la nascita dell'8° polo di formazione in Italia. Il nodo dell'incontro: il personale. Entro 5 anni un dipendente pubblico su 4 andrà in pensione. Al ministro il punto sulla situazione della pubblica amministrazione in Italia. La pubblica amministrazione italiana tra il 23 e il 25 ha assunto 641.000 persone e il 60% di queste hanno meno di 40 anni, quindi è tornata attrattiva. Per 18 anni la curva dei dipendenti della pubblica amministrazione è andata in discesa, l'età media è cresciuta fino a 52 anni, negli ultimi 3 anni abbiamo assunto 641.000 persone, abbiamo invertito la rotta, abbiamo abbassato l'età media di 4 anni. Il polo nasce per permettere di costruire una base di addetti alla pubblica amministrazione di qualità che contribuisca a mantenere i bilanci sostenibili e raggiungere risultati adeguandosi al meglio ai cambiamenti in atto, dall'ambiente all'intelligenza artificiale.